Queste cose sono iniziate fin da subito, ma è un po' una costante, un po' di tutti i cimiteri, c'è qualche persona malata che ruba i fiori, che sposta un vaso. L'ultimo furto tra il 5 e il 6 dicembre, una data simbolo per la famiglia Merlo. Michele è morto a Bologna proprio il giorno 6 giugno dello scorso anno a causa di una leucemia fulminante. 1 anno e mezzo di dolore infinito per papà Domenico e mamma Katia, che continuano a lottare perché si conosca tutta la verità e che dopo mesi di furti e vandalismi nel cimitero di Rosà hanno deciso di non tacere più, denunciando tutto dapprima sui social. Nella tomba di Michele fin da subito, per fortuna anzi, eh, è sempre stata piena di regali e di cose da tutta Italia e così continua in questo anno e mezzo. E fin da subito hanno iniziato a rubare dei fiori, a rubare dei piccoli oggetti, a volte a far danni, a spaccare delle cose. Ricordo che c'era una chitarra, l'hanno spaccata proprio, atti anche vandalici, gratuiti, che non si capisce a che fine, a che prova. È quotidiano il saluto al figlio per due genitori che continuano a piangerlo. Impossibile non notare le mancanze. Gli ultimi furti, un anello M, una tazza con un bassotto. Io fin da subito, verbalmente, ho avvisato in amicizia l'amministrazione, le persone del sindaco di allora, piuttosto che, cioè, ho fatto delle dimostranze, e capisco bene che non si può mettere un uomo a vigilare il cimitero 8 ore al giorno, però penso anche che, e questo è il mio pensiero fin da sempre, che come si installano telecamere ovunque per far cassa, e non parlo solo di Rosà ma ovunque, si possono mettere dei deterrenti per queste persone malate anche nei cimiteri. Chiedono rispetto papà Domenico e mamma Katia, chiedono che l'amministrazione comunale intervenga. Se il giovane continua a essere travolto da un mare di affetto da tutta Italia e non solo, questo rispetto lo aspettano anche da chi può salutarlo nel cimitero di Rosà. Non auguro a nessuno che succeda quello che sta succedendo a noi. Io oggi sporgerò denuncia all'autorità e mi riserverò anche di eventuali altre azioni.